Mi trovo a Cortogno, è una località di Casina, sono nell'Appennino Reggiano, in questo momento a Mantato di Neve. Oggi vi raccontiamo un'esperienza nuova, un'esperienza portata avanti da una giovane impresa. Impresa che ha messo radici qua da non molto tempo e che ha delle caratteristiche molto particolari. Lei è Eleonora De Stefani, che ha dato vita assieme al marito a questa attività. Si chiama l'azienda Villa Villa Colle. Villa Villa Colle perché c'è un motivo. Eleonora, raccontaci innanzitutto come mai, innanzitutto perché hai dato questo nome alla tua azienda e poi anche un po' la tua storia, che tu non nasci come agricoltrice, facevi un'altra attività, ma è stata anche una scelta di vita la tua. Ciao a tutti e benvenuti a Villa Villa Colle. Sì, esatto, Villa Villa Colle nasce principalmente perché abbiamo voluto dare un cambiamento alla nostra vita. Tu e tuo marito Alessandro. Esatto, sì, Bella, lei è la nostra cagnolona, giù bene, la nostra maremmana che ci aiuta nelle nostre attività. Allora, come dicevi, giù bello. Villa Villa Colle nasce da un'idea di cambiamento, soprattutto di solidarietà, perché noi siamo principalmente una famiglia affidataria e una famiglia adottiva. E quindi Villa Villa Colle è la casa di Pippi Calzelunghe, che era un'orfanella. Un'orfanella, esatto. E quindi ci piace l'idea di una casa aperta anche agli altri e all'accoglienza. Tu svolgevi un'altra attività, Sì. Poi a un certo punto della tua vita hai deciso di appunto dare questa impronta nuova alla tua vita facendo agricoltura, perché sei anche di origine lombarda, quindi tu non, diciamo che questi luoghi li conoscevi magari anche poco. Perché proprio la scelta dell'Appennino Reggiano? Allora, ho conosciuto Alessandro nel 2014 e vivevamo a Reggio, però ci stava un po' scomoda la città. Allora abbiamo cercato una casa che ci potesse piacere e che rispettasse un po' quelle che erano un po' i nostri sogni, rispettasse un po' quello che erano i nostri sogni e le nostre esigenze. Abbiamo trovato questa casa molto bella, circondata dalla natura, ci è subito piaciuta e abbiamo deciso di trasferirci qui e di vedere se potevamo realizzare quello che ci piaceva, insomma. Quali sono le attività? Adesso siamo ovviamente in inverno, quindi Sì. Io vedo qualche residuo di orto, però voi fate ortaggi e avete anche animali che sono animali da compagnia, diciamolo, perché voi siete vegetariani. Sì, esatto, sono animali prettamente da compagnia. Abbiamo delle pecore che ci aiutano a tenere pulito tutto quello che è il campo, perché una parte è destinato all'agricoltura, quindi all'orto, di agricoltura appunto orticole, ma anche fiori, perché noi coltiviamo anche dei fiori che si possono mangiare, ad esempio la calendula. È un fiore che si può mangiare nei piatti oppure anche in tisane, si possono fare dei decotti e utilizzarla per bere con delle tisane, oppure la lavanda anche utilizzata in piatti, in risotti profumati alla lavanda e quindi appunto orto con ortaggi o fiori. Poi vedremo tra un po' anche insomma in cucina con tuo marito Alessandro, che lui si occupa insomma di questo dettaglio in cucina. È lui che cucina, infatti. Ecco, la scelta anche di avere questi animali, intanto hai degli Sì. animali che sono anche da guardia, perché le due Sì. oche insomma fanno da cane da guardia, ma soprattutto esatto. questi sono degli ottimi cani da guardiania perché avete avuto anche aggressioni da lupi. Sì, esatto, purtroppo un'agnellina ci è stata mangiata da un lupo e quindi abbiamo pensato di prendere due maremmani che oltre a essere dei cani molto molto affettuosi, perché come vedete nonostante i suoi 40 kg Bella è molto docile, molto tranquilla anche con i bambini, perché noi appunto come dicevo prima in casa nostra sono passati dei bambini e si sono sempre comportati bene con loro e fanno benissimo il loro lavoro di guardiane delle pecore. E ne abbiamo due, oltre a Belle c'è anche Galadriel che è un po' più piccolina di Belle, ma è sempre molto attenta anche lei. Quindi voi questi animali un po' alla volta li avete presi un po' alla volta, quindi avete animato l'azienda agricola in questo modo. Sì, esatto, abbiamo le pecore, le due oche, Zucca e Ferruccio,
Sì. Quindi è una coppia di Una fatto, coppia, insomma. sì, sono una coppia, sono fedeli e sono una coppia. E abbiamo le anatre, anche loro sono in coppia, hanno fatto 12 anatroccoli, però noi rispettiamo la natura e alcune sono volate perché sono degli uccelli migratori. E quindi alcune sono scusate, Col maltempo anatre, magari sì, sono esatto, con partiti. l'inverno sono volati, quindi noi abbiamo rispettato la natura e se ne sono andati, speriamo in un luogo più caldo per loro. Quando voi avete, diciamo, trovato questa casa, vi siete innamorati, l'avete Sì. acquistata e quindi insomma per voi è diventato il punto, diciamo, la vostra abitazione principale, avete abbandonato tutte le altre Sì. attività. Quindi tu prima facevi Io sì. eri un'operatrice Sociosanitaria, sociosanitaria. un'OS, sì, esatto. Tuo marito svolge attualmente anche un'altra attività, però aiuta molto anche in azienda. Sì, allora mio marito è un ingegnere gestionale, lui attualmente lavora in smart working da 2 anni, da quando è arrivato il Covid, e sì, nel fine settimana lui si occupa appunto dell'home restaurant. Io invece ho lavorato come operatore sociosanitario fino a marzo, appunto quando abbiamo iniziato l'attività principale dell'azienda. Io ho iniziato l'attività principale dell'azienda perché durante il Covid purtroppo ho perso mio padre e è stata proprio un po' la scintilla che ha fatto traboccare il vaso, in quanto ho capito che era l'ora di avere un po' una svolta e dedicarmi un pochino di più a quello che è il contatto con la natura, con gli animali e a stare proprio di più a contatto con quello che è la realtà della mia casa, del mio territorio, della natura e di quello che è l'accoglienza delle persone nella mia casa. Insomma. Poi parleremo della vostra caratteristica di essere home restaurant, poi ne parleremo Sì. appunto come dicevo con Alessandro. Voi avete dato questa connotazione particolare, quindi siete vegetariani e Sì. vi aspettavate anche vegetariani come ospiti, in Sì. realtà poi avete scoperto che vengono persone che incuriosite dalla vostra Esatto, sì. diciamo, esperienza vengono a trovarvi. Sì, infatti è stata una bellissima scoperta perché quando abbiamo iniziato questa avventura di home restaurant credevamo di avere degli ospiti prettamente vegetariani o vegani, in quanto noi in primis abbiamo trovato difficoltà, cioè troviamo difficoltà magari quando usciamo a mangiare, di trovare dei piatti magari appunto senza strutto, senza grassi animali o senza carne. E invece abbiamo trovato un tipo di clientela, chiamiamola così, onnivora, che ha voglia di scoprire e ritrovare magari dei gusti, dei sapori che non aveva mai provato prima, e quindi questa novità. Eleonora, lasciamo andare la tua cagnetta, Sì. poi magari ci fai vedere gli altri animali, Certo. poi entriamo in casa dopo. Volentieri. Bene. Allora Eleonora, entriamo nel territorio delle Sì. due oche, quindi dobbiamo Esatto. fare molta attenzione. Attenzione. Perché sono insomma aggressive, No, è un protettive, parolone, però diciamo, magari sì. stiamo attenti. È casa loro, È quindi casa loro. esatto. Vediamo come reagiscono. Poi è il maschio un po'. Il maschio è un po' più aggressivo. Esatto. Come si chiama? Zucca. Zucca, eccolo qua, Esatto. Zucca. Dai, vieni. Ecco Basta. Zucca, beh, bello grosso Zucca. Sì, Ecco, basta. Ha finito, basta. È solo questione di fiducia, Quanti un anni attimino. avete queste due oche? Le abbiamo da 1 anno e mezzo. Beh, insomma. Sì, esatto. Beh, Ma poi- le lasciamo adesso nel loro spazio. No, ma le guarda, lasciamo- il problema è solo l'attimo di prenderla e basta. Poi lei sta calma, anzi. si tranquillizza. Sì, ma poi anzi lei ama molto le cose. Lui, Lui? sono abituata a darle del lei. Quindi ama le signor coccole. Ama sì, le sì, coccole. sembra di no, ma poi Beh, lo lasciamo, andiamo a vedere anche le pecore, perché hai anche un montone. esatto, che Anche si lì chiama bisogna stare Sam. attenti, Sì, è un po' più, però non morde. Non morde. A differenza di Zucca non morde. Questo amore, vedo che ogni tanto... No, insomma, cerca no. di- Bene, le lasciamo lì. Andiamo. Eleonora, questo è il montone? Esatto, lui è Sam. Sam. Esatto, sì, che più che un montone sembra un cane anche lui, perché
come vedi è tranquillissimo, si lascia toccare, si lascia carezzare, si lascia fare di tutto. Ma è enorme, ma quanto Sì. pesa? Ah, secondo me il quintale ci arriva. Quindi c'è lui e quante pecore? Sì, allora c'è lui che è il papà di tutti, cioè di tutti, degli agnelli, e c'è lei che è la sua fedele compagna, esatto, che si chiama Rosy. Poi dopo c'è il loro figlio, che si chiama Sam, e poi ci sono altre 2 femmine e la loro agnellina. Tu segui anche i parti della Rosy? Allora, è capitato, di solito le pecore partoriscono da sole, però è capitato, l'ultimo parto che ha avuto era un parto gemellare ed è stato abbastanza difficile perché purtroppo il primo è morto, è nato morto, l'agnellino. Il secondo invece che ha partorito era talmente piccolo, era 1,2 kg, e non si reggeva in piedi da solo e in più non arrivava neanche alle mammelle della mamma. Allora io e Alessandro ogni 2 ore, anche di notte, ci siamo alzati e l'abbiamo allattato artificialmente, con sempre il latte di Rosy perché Alessandro la mungeva e gli davamo il latte, però ogni 2 ore ci alzavamo, puntavamo la sveglia e lo allattavamo e come potete vedere adesso è cresciuto, bene, bene. Vabbè, qua stanno bene il calduccio, ma adesso andiamo al calduccio anche noi, Eleonora, un po' di pubblicità e ci ritroviamo tra un po' qua a Villa Colle. Benissimo.